Il nostro partner non ci fa perdere un giorno, non si ferma nemmeno sabato o domenica. Esige molto e sa sempre quello che vuole. Per questo non ci siamo fermati un attimo. Si chiama natura. Però ci dona la gioia di creare qualcosa di inimitabile, che quest'anno vogliamo dedicare a chi ha l'Italia nel cuore. E ora ripartiamo tutti. Di slancio. Prosecco Doc. A chi ha l'Italia nel cuore. Riprendiamo ora con il concorso. Prima però desideriamo ringraziare il maestro David Coleman per aver composto espressamente per il concorso di violino Città di Vittorio Veneto il brano d'obbligo Amoroso Cantabile, che i concorrenti presentano oggi in semifinale. Inoltre il maestro Coleman si è offerto di preparare e dirigere l'orchestra dell'Accademia La Scala di Milano per la prova finale del concorso. Grazie. Proseguiamo quindi ora con la semifinale con Francesco Vikram Sedona, che eseguirà la sonata numero 2 in La maggiore opera 100 di Brahms, Rondò capriccioso di Saint-Saëns, Amoroso cantabile di Coleman. Buon ascolto. Attendiamo ancora qualche secondo, vi ricordo che al pianoforte sarà accompagnato dalla maestra Monica.
Proseguiamo adesso con Siles Mellinger Andreas, che presenterà la sonata numero 1 in Sol maggiore opera 78 di Brahms, Tzigane di Ravel e L'amoroso cantabile di Coleman.
proseguire con l'ultima semifinalista. E rinnoviamo i nostri sentiti ringraziamenti al Consorzio di tutela del Prosecco DOC, al maestro Coleman per aver composto il brano d'obbligo Amoroso Cantabile e per essersi offerto di dirigere l'orchestra per la prova finale del concorso. Rinnoviamo inoltre il ringraziamento al liutaio milanese Lorenzo Rossi, che appositamente per il concorso di Vittorio Veneto ha costruito e offerto il pregevole violino che potete osservare qui sul palco. Questo violino verrà assegnato dalla giuria ad uno dei concorrenti finalisti. Infine un grazie particolare va ai 2 pianisti ufficiali del concorso che ormai da molti anni collaborano con la nostra manifestazione con grande professionalità e naturale spessore artistico. Grazie a Monica Cattarossi e Leonardo Bartelloni. Un sentito grazie va alla qualificata giuria internazionale presieduta dal maestro Schiavi e i maestri De Angelis, Coleman e Marcovici. Ascolteremo quindi ora l'ultimo semifinalista, Ziniova Taisia, che eseguirà sonata numero 1 in sol maggiore opera 78 di Brahms, sonata opera 27 numero 6 di Isai e Amoroso Cantabile di Coleman. Sarà accompagnata al pianoforte dal maestro Leonardo Bartelloni.
Siamo arrivati alla conclusione di questa semifinale, adesso la giuria si ritirerà per deliberare i finalisti che accederanno appunto alla finale e per decidere i vincitori delle borse di studio previste dal concorso. Ci ritroviamo qui attorno alle 20:30. Grazie. Il nostro partner non ci fa perdere un giorno. Non si ferma nemmeno sabato o domenica. Esige molto e sa sempre quello che vuole. Per questo non ci siamo fermati un attimo. Si chiama natura. Però ci dona la gioia di creare qualcosa di inimitabile, che quest'anno vogliamo dedicare a chi ha l'Italia nel cuore. E ora ripartiamo tutti. Di slancio. Prosecco Doc. A chi ha l'Italia nel cuore.